Allora, partiamo dalla giornata di Serie D, avremo modo di parlarne oggi in maniera un po' più approfondita perché daremo spazio anche al derby di Castelgoffredo, ma partiamo con i risultati della 16ª giornata. Alzano-Cene Cantù 2-2, Caratese Voghera 0-1, Castellana Castiglione 1-3, Insubria Villafranca 5-1, Mantova Darfo Boario 2-1, Olginatese Ponte San Pietro 1-2, Solbiatese Legnago 0-3, Trento Colognese 0-2, Vecomp Verona Castelnuovo Sandrà 0-1. Nessun pareggio in questa giornata, vediamo la classifica, ricordiamo che il Mantova deve recuperare 2 partite, saranno 2 trasferte, 32 punti per i biancorossi, 30 per la Colognese. Adesso un tour de force, Paola, col Mantova che dovrà giocare mercoledì a Voghera per recuperare la partita saltata per neve, domenica prossima a Cologno al Serio per il normale turno di campionato e il 22, e il 22 non si sa ancora dove, probabilmente a Villafranca si dice, contro il Castelnuovo. Contro il Castelnuovo Sandrà. Villafranca tra l'altro proprio a 2 passi, quindi sarà sicuramente un derby, chiamiamolo pure derby, molto atteso e molto seguito. Allora, andiamo a vedere adesso le immagini, le avete viste forse se avete seguito i nostri telegiornali della sera, il servizio di Nicola Antonietti relativo alla vittoria del Mantova contro il Darfo Boario, 2-1, vediamo. Meno belli del solito ma vincenti, tanto basta anche per i tifosi del Mantova che oggi hanno potuto gustarsi l'ennesima vittoria dei biancorossi, ancora in testa, imbattuti e con 2 partite da recuperare. Un 2-1 giunto al termine di una gara difficile, poco spettacolare, soprattutto nel primo tempo, complice un Darfo Boario troppo timoroso per impensierire i biancorossi ed un Mantova che, malgrado il ritorno di Franchi, produceva una manovra asfittica e priva di sbocchi. Prima mezz'ora davvero soporifera con il solo Terranova a provarci da lontano, ma tuttavia senza particolari brividi per la porta difesa da Trilli. In questi casi il risultato si può sbloccare solo su palle inattive e così avviene. Dal calcio d'angolo di Terranova la palla arriva a Zaninelli che aggancia e mette in mezzo, trovando il piede provvidenziale di Gaetano Gambino. Per Tanone il primo preziosissimo gol in questa sua nuova avventura. I biancorossi, che oggi sfoggiavano la difesa tutta celeste del centenario, si rilassano un attimo e lasciano al Darfo un'occasione sventata dall'ottimo Bellodi, bravo a respingere il tiro di Fusar Bassini. Ripresa che inizia sulla falsariga del primo tempo, ma dopo altri 20 minuti di noia arriva la seconda frustata del Mantova sulla partita. Bersi su punizione manda la palla a stamparsi sulla traversa e Colonetti trova con un pizzico di fortuna la deviazione vincente. Quinto gol di Super Mario e partita in ghiaccio. Ma Moras non ci sta. Il numero 10 nero-verde disegna su punizione una parabola imprendibile per il pur bravo Bellodi e riapre l'incontro. Mirko qua non poteva farci nulla, ma è provvidenziale 4 minuti dopo nel negare il pareggio a Cristofoli. Bravo a girare di testa verso la porta biancorossa. Il finale vede ancora Moras protagonista, ma il prezioso vantaggio non viene più scalfito. Per i biancorossi arrivano ora 3 trasferte in 7 giorni. Vincere oggi è stato il migliore viatico per questo autentico tour de force. E ora le interviste del dopogara. Un po' di sofferenza alla fine, comunque è una vittoria molto importante. Sì, un po' di sofferenza ce l'aspettavamo perché all'inizio della partita avevo impostato un centrocampo che forse ballava un pochino, lo sapevamo. Alla fine però penso che il risultato sia giusto, anche perché loro, tolta quella punizione dove hanno fatto gol, avevano più possesso palla, però non erano molto incisivi sotto porta e quindi nella nostra giornata, diciamo, storta, portare a casa 3 punti è importante. Come ho detto in settimana, questa secondo me è una delle squadre che lotterà fino alla fine per conquistare il campionato, l'ha dimostrato oggi qui in casa nostra. E quindi ulteriormente abbiamo dimostrato di essere una squadra solida anche con squadre di grosso calibro. Bene, abbiamo sentito anche Gaetano Gambino, oltre a Archimede e Graziani. Oggi Graziani è squalificato, ha seguito la gara dalla tribuna scoperta che non è stata smantellata ma è stata utilizzata proprio da Graziani oggi perché altrimenti non c'era altro mezzo per fare avere le informazioni a Sauro Frutti, oggi eccezionalmente promosso primo allenatore. Gaetano Gambino ha esordito dal primo minuto con gol, c'è stato anche
un altro esordiente, ma questa volta assoluto, Cavalieri, il 27esimo giocatore utilizzato quest'anno da Graziani, se l'è cavata discretamente, insomma una partita senza infamia e senza lode, magari ha sentito un pochino l'emozione del debutto, comunque i 3 punti oggi erano importanti e il Mantova li ha conquistati.